Oggi noi stiamo assistendo a un aumento dei contagi, abbiamo visto gli ultimi bollettini, quindi il numero di positivi sono sicuramente aumentati. Questo perché abbiamo visto, la famosa variante inglese sta circolando. Il virus accelera la sua corsa, per la prima volta il Veneto conta più di 1000 nuovi contagiati, 1285 per la precisione in sole 12 ore, con picchi oltre i 200 casi tra Padova, Treviso e Venezia. L'indice RT è salito a 0,96, pericolosamente vicino alla soglia della fascia arancione. Diversi focolai in tutta la regione. Il Veneto resta giallo, ma la curva dei contagi risale decisa. Negli ospedali per ora il numero dei ricoveri rimane sotto la soglia di allerta, ma nelle terapie intensive continua la lenta progressione. Vedendo quello che sta succedendo attorno a noi, io penso a Bologna, a Brescia, che sono veramente in una situazione molto difficile di chiusura totale, e un po' anche l'ultima colorazione da venerdì sera rispetto appunto a quelle che sono le nuove disposizioni, ci deve far porre molta attenzione, non abbassare la guardia e quindi essere molto attenti anche nei comportamenti. Se riusciamo a scollinare questi 15-20 giorni, che sono quelli che anche a livello nazionale ci dicono sono i più difficili per la circolazione di queste varianti, credo che poi possiamo affrontare la bella stagione in maniera diversa. L'appello dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarini è chiaro, lo dicono i numeri ma anche i dati che raccontano di un abbassamento considerevole dell'età media dei contagiati. Tampone positivo e ricovero al Cafoncello anche per l'ex sindaco di Treviso, cui oggi il mondo politico ha rivolto un pensiero ed un augurio di pronta guarigione. Questo incubo del Covid ha colpito anche lui e questo deve essere anche un messaggio a tutti che il Covid colpisce indipendentemente dall'età, perché Giovanni è sicuramente giovane, sta bene e sicuramente ne verrà fuori, però facciamo attenzione perché, come potete vedere, non è un virus che colpisce soltanto la fascia degli anziani, ma sta cominciando a colpire anche i giovani. Quindi forza Giovanni, ti aspetto in formissima e facciamo tutti attenzione, perché quanto è successo a Giovanni domani mattina può succedere anche a me.